Bene, supero la ritualità dei saluti, però mi parrebbe utile cominciare dal saluto doveroso che dobbiamo al fatto che siamo ospitati qui in un comune particolarmente intrigante, quello di Pieve di Soligo. Quindi saluto il sindaco Soldán in nome però anche di una realtà territoriale molto vasta, conscio del fatto, come so, che il sindaco di Pieve di Soligo porta avanti una politica che non si limita alle strettoie del municipalismo, ma guarda a un territorio più vasto dentro il quale porta avanti quelli che sono i segmenti di identità di alcune parti del suo territorio particolarmente importanti. E celebriamo poi la giornata, insomma, le cose che sono state sentite fino a questo momento hanno creato molte emozioni che non sottaccio neanche in questo momento. Però abbiamo visto quelle che sono soprattutto le attività di chi coordina poi la salvaguardia in nome della cultura italiana, quindi i funzionari in nome e per conto del Ministero dei Beni Culturali, che saluto, sia Turetta che La Rocca, che ci hanno rappresentato quelle che sono le attività che portano avanti, non certo senza dialettica nei confronti delle tante situazioni che sono costretti ad amministrare. E il titolo odierno poi è stato particolarmente significativo, cioè quando si parla di Conegliano Valdobbiadene, quindi un territorio dentro il quale ci sono alcuni segmenti che cercherò di illustrare dopo. Però il titolo odierno è Opportunità, rispetto e valorizzazione. Proprio pensando alle cose che avrei dovuto dire in questi giorni, era venuta in mente una cosa che ho citato recentemente, e cioè quando si è cominciato a parlare di opportunità di conservazione, di rispetto del passato, da prendere per mano e considerarlo poi come un testimone culturale da portare avanti. Quando Raffaello Sanzio scrive, insieme a Baldassare Castiglione, che è l'autore della lettera, la lettera a Leone X, un papa attento di cultura medicea, al quale si rivolge dicendo: siamo in una città importante, quale Roma, capitale di tanti episodi culturali, oltre che politici e strategici, e però poniamoci il problema della salvaguardia di quello che abbiamo ereditato dal passato. E pone un problema intrigante nel momento in cui sono proprio le frasi di Baldassare Castiglione quando invoca la salvaguardia di Roma. Mi permetto di rileggerle perché sono frasi molto care. Castiglione scrive e aiuta Raffaello a illustrare la lettera a Leone X quando si rivolge a Roma e dice: superbi colli e voi sacre ruine, che il nome di Roma ancor tenete, risparmiatele e portatele ai posteri. Ecco, credo che partendo da queste constatazioni si debba poi portare avanti un ragionamento che io spero venga fuori dalla giornata odierna, vale a dire in che modo noi possiamo salvaguardare quell'eredità del passato che permettono poi di svolgere una politica nei ruoli che occupiamo e nei momenti in cui portiamo avanti un episodio di identità. Queste immagini che vedete sono quelle che sono state richiamate come titolo, che siamo qui in un sito UNESCO, l'ha ricordato Manuel Guido, un sito UNESCO di Conegliano Valdobbiadene. I due comuni fanno da sponda di che cosa? Però di un territorio che all'interno, ho sottolineato più volte, che ha salvaguardato il lavoro dell'uomo nel corso del tempo, che quindi ha rispettato proprio con un lavoro molto attento quelle che sono le curve del territorio, le curve geografiche, e nello stesso tempo ha portato al proprio interno degli segmenti di identità. Qui vedete come la religiosità si impalma nel lavoro dell'uomo, si impalma su quei ciglioni che sono stati riconosciuti dall'UNESCO quando è stato presentato il dossier, insomma il volume di candidatura, che ne ha riconosciuto l'unicità piuttosto che singolare rispetto a quella di altre situazioni. Qui vedete alcune delle immagini del territorio, ma mi volevo soffermare, se vedete, sul fatto che all'interno del territorio, dove adesso è portata avanti soprattutto la viticoltura, con una quantità di presenza di esiti della cultura vitivinicola, il Prosecco che ha superato in questo caso l'estrazione del nazionalismo, in buona pace adesso dei dazi di Trump, però insomma siamo nel momento in cui un modo di usare il territorio, di governarlo, era passato da un modello che aveva in precedenza anche una realtà agricola fatta di una stalla, di animali che venivano governati, e che oggi invece è passato alla cultura della vite. Ecco, in questo caso però il territorio del quale ci stiamo occupando, ma secondo me si può parlare anche di altre situazioni nazionali, è costellato da oggetti come quello che vedete, che erano legati al vecchio modo di governare il territorio, quindi la stalla, gli animali, la presenza di un certo tipo di attività.
Ora, la domanda che era stata fatta nel corso delle attività del sito UNESCO, che cosa fanno questi oggetti che si impalmano e si organizzano all'interno del territorio? Qui li vedete, sono molto disseminati, sono elementi caratterizzanti il paesaggio, sono cose che sono state richiamate quando si è parlato, l'ha detto La Rocca, del piano paesaggistico regionale che il Veneto sta portando avanti, quando è invocata proprio una normativa di salvaguardia di questi oggetti apparentemente sparsi. Però qual è la domanda che faccio a me stesso e pongo all'uditorio attento di questa serata? Questi edifici possono diventare dei luoghi, degli oggetti che opportunamente restaurati, non tanto nella chiave stilistica, perché una chiave ripetitiva e molto rusticana, quelle raccontate da Colamonico nel suo volume sulla storia del paesaggio agrario in Italia, però possono diventare, se si rispettano soprattutto le cortecce dei materiali che li caratterizzano, luoghi che ospitano quelle persone che, incuriosite dall'identità del sito UNESCO, visitano queste zone e possono poi fermarsi, un po' come è stato fatto nelle Langhe, dove oggetti diffusi nel territorio sono diventati i modi in cui un visitatore può dormire la sera, può anche mangiare con il contadino, o chiamiamolo con quello che è il coltivatore, oppure aggregarsi diversi coltivatori e avere delle vecchie cantine che si trasformano in ristoranti o modi di governare la presenza del viaggiatore più che del turista. Questo permetterebbe di salvaguardare questi che chiamo oggetti, non mi se ne voglia se li chiamo così, ma di portarli avanti come elementi che qualificano l'identità nuova del territorio, il rispetto dei ciglioni che l'UNESCO ha considerato abbastanza unici e abbastanza singolari, ha fatto diventare questo luogo sito UNESCO, e si salvaguardano questi oggetti che non possono perdere quella identità, vengono da una storia, vengono da una parte di storia del lavoro dell'uomo che secondo me potrebbe essere l'elemento, quel valore sociale che io spero venga fuori anche da questa giornata odierna. Se si sa mettere in ascolto possono venire dei messaggi per l'esterno. Ecco, e allora, riaggrappandomi un po' a quanto è stato detto da chi mi ha preceduto, la bellissima relazione di Franco Posocco che ringrazio, una delle parti qualificanti del sito UNESCO di Conegliano Valdobbiadene è un capitolo in più rispetto a siti simili, ripenso al sito dello Champagne francese o a quello delle Langhe, del Roero delle Langhe, perché è presente una cultura figurativa di questo territorio che lo ha rappresentato nel tempo e ha reso proprio il capitolo relativo alla presenza del mondo artistico nel contesto di Conegliano Valdobbiadene un punto che è stato valutato positivamente. L'ispettore che venne a fare la valutazione di che cosa era stato scritto rimase molto colpito dalla presenza di opere d'arte nel territorio. Sono state mostrate alcune cose prima, su Segana da una parte, il castello di Collalto, ma poi queste opere dove sono finite? Questa è la bellissima Madonna dell'Arancio di Cima da Conegliano, dove è il momento nel quale la pittura figurativa, come si sa, ha abbandonato le lamine d'oro che stavano dietro le figure di santi e altro, e ha cominciato a commentare quello che si vede, le cose che Leon Battista Alberti ha detto, rappresentiamo le cose cum sunt que sunt, come sono e come le vediamo. E Cima da Conegliano, insieme alla pittura veneta del tempo, è un fedele interprete di questo nuovo modo di dipingere. Alle spalle ci sono paesaggi riconoscibili, li ha mostrati Posocco, qui in questo caso sono proprio riconoscibili segmenti del paesaggio di Conegliano e dintorni. Io avevo portato i miei studenti in giro per capire, col consiglio di amministrazione della mia università che aveva storto il naso, cosa portiamo agli studenti in giro. Siamo andati con un autobus che c'era stato concesso, abbiamo girato per un giorno tra colline di Conegliano Valdobbiadene, riconoscendo fino a un certo punto i luoghi di Cima. E il pomeriggio ieri, dopo tanti fiumi di prosecco, non tantissimi, ma insomma, ed ero, vista l'età, un po' stanco, mi sono fermato unitamente al pullman, gli studenti facevano foto e facevano schizzi, credo che da qui abbia dipinto Cima da Conegliano. Il Veneto è fatto di tante cose curiose, ma anche di un modo di essere spiritosi o quantomeno attenti, e uno studente ha detto, pensando che io non sentissi, ha detto, noi se questo è il posto, ma l'ho detto io che sei professore andiamo a casa, e su questo abbiamo identificato questo luogo. Ecco, però parto proprio da voler concludere con questa cosa, perché la conservazione, insomma, noi poi oggi stiamo accanto alle persone che abbiamo premiato in precedenza, Alberto Ruicola con Confrestauro che ci ha portato qui queste cose. Quando Raffaello
scrive la lettera a Leone X, era il momento in cui non si rispettava il passato, il Colosseo di cui fa parte la locandina che ci affianca qui in questo momento, era tutto coperto di marmi di pregio e soprattutto nelle arcate, ciascuna delle arcate era costellata da statue che venivano sistematicamente neanche conservate, ma distrutte per farne polvere e diventare elementi coibentanti le costruzioni. E Eugenio Garen, lo straordinario docente di filosofia dell'Università di Firenze, ha pubblicato uno dei suoi saggi, non tanto recentemente, nel quale diceva le ruine del passato, a partire da Raffaello, hanno avuto modo di essere conservate. Ecco, la riunione odierna credo che vada in questa direzione. Io ringrazio i funzionari del Ministero, soprintendenti che vedo in sala, molte persone che stimo, chi è stato anche mio studente. L'anno dopo gli ho dato 30, lui non l'ha detto, ma insomma. E concludo con una cosa che ho citato giorni fa. Insomma, quando c'è stato il terremoto in Emilia, che aveva toccato molto, chiesi sempre alla mia università, con lo stesso consiglio di amministrazione che aveva storto il naso, di andare con 12 docenti, i ricercatori dei docenti e 40 studenti a rilevare i danni del terremoto dell'Emilia. Dicemmo subito ai sindaci: noi facciamo questo lavoro ma non vogliamo progettare, vi scarichiamo del fatto che voi dovete essere rapidi per poter fare conservazione e restauro. Facemmo i rilievi strutturali, i rilievi con le foto storiche degli edifici che consegniamo e il danno che era stato prodotto. Tutto questo materiale consegnammo ai sindaci, nonostante la mia età, quando tutti quanti riuniti alla città di Medolla il sindaco ci dette la mano che gli consegniamo tutti questi materiali, mi venne un moto di commozione, una commozione civica, perché è legata a quell'etica civica che stiamo un po' perdendo. Quando guardiamo un telegiornale, se non mi innervosisco e cambio subito, vediamo le aule del Parlamento dove noi eleggiamo i rappresentanti del popolo, e quindi altro che etica civica che noi promaniamo a partire da quella citazione di Garen. Volevo concludere proprio con l'Emilia, perché avendo fatto poi il giro nei paesi, amando molto Parma e il battistero di Benedetto Antela, mi chiesi di poter fare l'ultima puntata del pomeriggio del giorno dopo a Parma. Ci fermammo a vedere il battistero di Antelami. Come sapete, nella lunetta centrale del battistero c'è una fiera medievale che insegue un giovane. Il giovane si rifugia su un albero e si vede la fiera che sta scardinando l'albero. E c'è un ultimo momento però di realtà, perché sull'albero c'è un favo di api. Il giovane, senza pensare a quello che gli stava per succedere, o immaginandolo e rimuovendolo, mette il dito nel favo di api e assaggia un ultimo goccio di dolcezza. Ecco, se mi permetto di dirlo, l'atmosfera che viviamo qui stasera forse è un momento di dolcezza, ma stiamo attenti, quando usciamo c'è chi non rispetta le città, non rispetta il territorio, fa continue varianti dei piani regolatori, non è conscio della conservazione, non sa che cosa voglia essere la disciplina del restauro, e quindi cerchiamo di trasmettere questa dolcezza in processi di formazione e di identità civica nel territorio. Grazie.